Ed anche il prossimo weekend sarà Adria di Natale ad Adria, ovviamente, il 13, 14, 15, ma anche tutta la settimana, adesso ve la racconto un po'. Un saluto da parte di Andrea Bolognese, dalla pagina Facebook, dal gruppo Facebook, il blog di Adria e del Polesine, quale ovviamente potete sempre iscrivervi per lasciare le vostre locandine, manifestazioni, per venire a curiosare, poi voi le mettete sul gruppo e noi le condividiamo sulla pagina e se abbiamo tempo, appunto, facciamo anche il file audio come adesso. E poi dai, vi ricordo anche che se volete un po' di buona musica, sto ripartendo un po' sulle radio con il mio programma Selected for You che potete ascoltare su mixcloud.com/singolechart. Ok, allora, stiamo parlando di weekend, di Adria di Natale, ok, partiamo con, ricordiamo gli appuntamenti di venerdì, sabato e domenica, però vi ricordo che vi lascio sul post di questo video il link per andare a vedere con i vostri occhi le locandine, ok, il programma intero. Allora, venerdì 13 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 alla libreria Riccarello ci sarà Fiabe intorno al focolare, appunto di Adria di Natale, racconti di Natale per tutti i bimbi. Poi dalle ore 17:30 alle 19:30 la natura di noi in corso Vittorio Emanuele a cura della scuola primaria San Bosco di Bottrighe. Ok, poi sabato 14 dicembre dal mattino fino alla sera, cioè dalle ore 9 fino alle 19 in piazza Bucchi e piazza Grotto il mercatino robe vecchie fatte a man sotto l'albero. Sempre sabato ci saranno le animazioni al pomeriggio. Allora ancora la natura di noi a cura delle scuole appunto di Bottrighe dalle ore 17:30 alle 19:30 e pomeriggio Babbo Natale incontra i bambini a cura di Adria Shopping sulle vie del Natale, passeggiando sulla riva del Canal Bianco tra la presentazione di antichi mestieri si rivive l'emozione del presepe. Alle ore 17:30 nella chiesa San Giorgio di Mazzurro Sinistro ci sarà un concerto di Natale con il coro Laura Maddalena e il coro Pio X di Cavarzere. Poi alle ore 18 nella sede della biblioteca di Bottrighe in Piazza della Libertà, presentazione del libro Le seconde possibilità. Al Museo MAD invece alle ore 19, sempre sabato 14, Resistenze inalienabili, arte contemporanea per i diritti umani. Ok, poi alle ore 21 al Teatro Ferrini, concerto di Natale a cura del CIF di Adria, mentre sempre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Baricetta, concerto con la corale di Mazzorno Destro ed esempio musicale. Poi c'è domenica 15 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 19:30 ingresso gratuito al museo di Adria. Poi la chiesa cattedrale, apertura della terza mostra dei mini presepi promossa dall'Azione Cattolica della Cattedrale. La mostra rimarrà aperta fino al 22 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 19:30 nella palestra dei frati, ossia nell'oratorio San Giuseppe, la prima fiera del baratto a cura del CIF. Poi sulle vie del Natale, sempre passeggiando in riva al Canal Bianco per fare la rappresentazione di antichi mestieri, si rivive appunto l'emozione del presepe. E dalle ore 10 alle ore 12 alle 17 alle ore 20 al Museo MAD ancora sempre Resistenze inalienabili. Alle ore 17 il Museo Archeologico Nazionale, i doni delle luci in collaborazione con la Corale di Bellombra. Alle ore 17:30 alle 19:30 Corso Vittorio Emanuele, ancora la natura di noi grazie ancora alle scuole Bottrighe. Nel pomeriggio Corso Vittorio Emanuele, ancora Babbo Natale incontra i bambini a cura di Adria Shopping, e al centro commerciale Il Porto ci sarà Christmas Wonderland, meraviglioso Natale al Porto. Ok, allora questo è il weekend, ok, che sta per arrivare. Comunque vi ricordo sul video di questo, sul post appunto di questo video trovate il link per andare con i vostri occhi a vedere le locandine di tutto il programma di Natale ad Adria. Ok, grazie a tutti da parte di Andrea Bolognese, grazie per l'ascolto. Vi ricordo, se volete, iscrivervi al gruppo Facebook il blog di Adria del Polesine, mettere mi piace alla pagina Facebook il blog di Adria del Polesine. Comunque voi iscrivetevi al gruppo, condividete pure le vostre locandine e manifestazioni, poi noi le condividiamo nella pagina e se abbiamo un po' di tempo facciamo anche file audio come questo. E se avete voglia di un po' di buona musica vi aspetto su mixcloud.com/singolechart con il mio programma radiofonico. Grazie a tutti.